Buongiorno, oggi vi do la ricetta per fare le pizze fritte in casa. Me lo chiedete sempre. Questa è la ricetta casalinga. Pigliate carta e penna e venite a preso a me. Siete pronti? E pure. 2 kg di farina 00. Voi potete fare anche la metà. 10 grammi di lievito di birra fresco, 1,5 litri di acqua a temperatura ambiente e iniziate a sciogliere il lievito tra le mani con l'acqua. Ecco qua. Unite 10 grammi di zucchero e iniziate a mescolare. Ecco qua, vedete? Io ho impastato tutto per bene. Adesso uniamo 45 grammi di sale e continuiamo a impastare fino a che il sale non si incorpora bene a tutto l'impasto. Ecco qua ragazzi, l'impasto è pronto, adesso lo copro e aspetto che raddoppia di volume. Una volta raddoppiato di volume, formate delle palline da 150 grammi, le lasciate riposare fino di nuovo al raddoppio del volume e potete fare le pizze fritte. Questo è il primo video, stasera farò le pizze fritte per voi. Con questo impasto potete fare anche la pizza al forno. Guardate questo video qua, però vi raccomando, stasera vi aspetto per friggere le pizze insieme.